Bentornati e bentrovati a Storie. Parliamo di lirica, parliamo della grande stagione della lirica classica, la lirica degli antichi poeti che animarono il mondo greco. E parliamo oggi dei vari tipi di lirica. Quali erano i tipi di lirica e che cos'era la lirica? Abbiamo detto già che la lirica era quella poesia che nasce nel simposio, questo luogo dove gli aristocratici si ritrovano per scambiarsi impressioni, per raccontarsi la vita, per raccontarsi quello che succedeva, e in questi contesti ci sono dei poeti che eseguono delle poesie di tipo lirico. Lirico perché? Perché accompagnate dalla lira, da uno strumento musicale. E quindi abbiamo anzitutto la lirica monodica perché è espressa da un unico grande poeta, un poeta che a nome di tutti si alza in piedi e recita la sua poesia. Così abbiamo la lirica corale, una lirica che veniva espressa da un gruppo di persone che avevano come caratteristica quella di esprimere le stesse parole allo stesso tempo con la stessa musica, quasi come fosse uno spettacolo musicale. E poi abbiamo due generi letterari della lirica molto importanti, due sottogeneri molto importanti, il giambo e l'elegia. Il giambo era la lirica che si usava per l'invettiva, era la lirica che si usava per trasmettere una sorta di aggressività. I conti in sospeso con la vita, con la storia, con la realtà venivano trattati attraverso il giambo, che erano delle invettive anche molto forti di carattere personale, che venivano fatte in pubblico per rafforzare l'identità di una comunità. Una comunità aveva avuto il problema con il tal tizio e tal tizio veniva dileggiato e sbeffeggiato da questa lirica giambica che veniva eseguita all'interno del simposio. Quindi vedete, la funzione della lirica era in qualche modo quello di affermare l'identità, l'autocoscienza di un gruppo. E poi abbiamo l'elegia. L'elegia era l'ultimo dei quattro modi con cui la lirica si declinava ed era di carattere prettamente esortativo, col desiderio in qualche modo di richiamare l'uomo a un valore, a un'azione o alla verità di qualcosa di importante che veniva in qualche modo trascurato. Questi quattro tipi di lirica animarono i simposi dell'età post-seconda colonizzazione, di quell'epoca in cui il mondo greco ormai consolidato, sia Oriente con la Ionia, con quella che chiamiamo Asia Minore, Turchia, sia Occidente con la Magna Grecia, quella che oggi è l'Italia meridionale, il mondo greco in qualche modo avviava la sua riflessione nei simposi, la avviava l'aristocrazia che guardava se stessa attraverso questi quattro generi della lirica. Ma la lirica non era soltanto voce, non era soltanto musica, era anche gesto. Infatti la lirica si era sempre accompagnata da gesti che diventavano dei veri e propri balli, dei veri e propri mimi, attraverso cui veniva veicolato il sentimento che si voleva comunicare all'interlocutore. Stiamo disegnando un grande affresco nella quale poi andremo a collocare i grandi autori della lirica antica, ma tutto questo porta con sé una riflessione ancora più profonda sul significato della lirica. Lo vedremo domani, lo vedremo sempre qui a Storie.